Buon pomeriggio a tutti, ringrazio Cittadinanza Attiva e Arriva per essere qui e appunto noi abbiamo già come amministrazione segnalato in più occasioni con Città Metropolitana la necessità di creare un collegamento diretto tra Chioggia e l'ospedale dell'Angelo, anche da quando è stato approvato il Consiglio con il Consiglio a Parlamento dove si chiedeva l'estensione delle linee di collegamento da Chioggia verso Venezia e verso Padova. E infatti sempre a questo giorno avevo incontrato il direttore generale Dalben insieme all'epoca l'assessore Capella proprio per capire di avere un appoggio da parte loro per valorizzare meglio questa nostra esigenza, questa nostra richiesta ed è sicuro appunto che Dalben ha mandato una comunicazione alla città metropolitana dando supporto a questa nostra richiesta. Poi ovviamente questi mesi siamo sempre confrontati insieme per capire le effettive esigenze e recentemente, adesso non so se in genere recente, perché prima avevamo affrontato questo discorso con Fabio Cristiano e poi effettivamente anche l'ultimo incontro che abbiamo fatto qui a Chioggia insieme alla città metropolitana di Riva Veneto per valutare le condizioni di modificare una parte dell'attuale servizio che viene svolto da Riva Veneto, per esempio l'attuale linea tanta che porta verso l'aeroporto, visto, non so adesso in questi ultimi mesi i numeri sono cambiati delle corse che portano verso l'aeroporto, ma se eventualmente fare una valutazione di modificare una parte del servizio prevedendo il collegamento con l'ospedale dell'Angelo, che ovviamente ricordiamoci che non è soltanto il bacino dell'ospedale dell'Angelo, ma anche tutta quell'area di Mestre, parlo ad esempio della zona Usciano, dove tratta l'area commerciale dove lavorano diverse persone da Chioggia, comunque i nostri cittadini che si recano verso l'area dell'Usciano, ma anche di tutti gli uffici, e quindi potrebbe essere un nuovo collegamento, visto che la città di Mestre si sta sviluppando in quella direzione, potrebbe essere un collegamento che può essere sviluppato e quindi che oggi magari non c'è un flusso perché diventa chiaro a tutti sconveniente prendere una corriera, scendere, aspettare la coincidenza, partire e recarsi con tutte le difficoltà del caso. Di conseguenza molti cittadini preferiscono e optano l'unica scelta che è quella del mondo proprio, con tutte le conseguenze del caso. Mentre se si creasse appunto questo collegamento potrebbe essere che si va a sviluppare un numero di utenti che nel tempo può essere sviluppata non dico una nuova linea 80, ma una linea che sicuramente può avere degli sviluppi. È chiaro che uno degli aspetti che è stato sottoposto dalla città metropolitana è l'affidamento di una linea che non vada a creare competizioni con altre linee urbane già in essere. E questa è una questione che l'ultima volta che ho parlato con Genere Gambi sta cercando di analizzare da affrontare per capire come può essere affrontato. Ho risposto come ad esempio c'è il collegamento verso l'aeroporto, che ci sono già altre linee che vanno verso l'aeroporto, urbano che poi no, ma a questo punto perché non possiamo fare lo stesso ragionamento verso l'ospedale dell'Angelo e tutta l'area limitrofa dell'area Usciano. Questa è un po' la situazione. E quando è partita a giugno con il nuovo servizio degli 80 avevamo detto vediamo come si sviluppa il servizio perché era un po' prematuro fare questo cambiamento, visto che era già cambiato un operatore e anche andare, non dico a stravolgere, ma andare a implementare un servizio che poteva creare ulteriori complessità lavorativa. E quindi adesso forse presumo i tempi siano più maturi per valutare concretamente questa richiesta.